Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. La pista da bob a Cortina d'Ampezzo non si farà, lo ha detto questa mattina il presidente del CONI Giovanni Malagò, non si farà né a Cortina né in altre località italiane, si punta a località all'estero. Vediamo la prima pagina del Gazzettino. Tramonta il sogno della nuova pista da bob a Cortina, Malagò secco no, non si farà. Vediamo il servizio di Tiziana Bolognani. Cortina non sarà la sede delle Olimpiadi invernali per le gare di bob, slittino e skeleton. L'annuncio che da giorni si attendeva è arrivato stamattina dall'altra parte del mondo. Il presidente del CONI Giovanni Malagò a Mumbai per la sessione del CIO ha riferito di aver avuto la comunicazione dal governo. Meloni e C non intendono proseguire con il progetto per la costruzione dello sliding center a Cortina. La decisione è stata condivisa dal CIO che per bocca dello stesso suo numero 1 Thomas Bach non ha mai fatto mistero sui dubbi relativi alla sostenibilità dell'opera. Ed era da tempo chiaro a tutti che lanciarsi nella costruzione della nuova Eugenio Monti sarebbe stata una missione impossibile. Tra ritardi e costi clamorosi naufraga così nel peggiore dei modi il sogno olimpico, non solo per Cortina ma per l'Italia, visto che per le gare di bob, slittino e skeleton bisognerà andare all'estero, in Austria forse o forse in Svizzera. Si vedrà. Immediate le reazioni, naturalmente di segno contrario. Una decisione di buon senso per Alleanza Verdi e Sinistra. Il governo ha sottovalutato la complessità della situazione, commenta il segretario regionale del PD Andrea Martella, che chiede al ministro Abodi di riferire in Parlamento. Per il presidente degli industriali veneti Enrico Carraro, le dichiarazioni di Malagò pesano come pietre e sono una sconfitta per tutto il paese. Non ci meritiamo, prosegue Carraro, di essere visti come quelli che non sono in grado di raggiungere l'obiettivo nel contesto internazionale. Tacciono fino ad ora le istituzioni, anche il comune di Cortina che qualche giorno fa aveva lanciato un appello. Date continuità a quella storia sportiva così radicata nella nostra comunità, aveva scritto l'amministrazione Lorenzi. Per i comitati parla Marina Menardi e le parole non possono che essere di soddisfazione. Sicuramente prevalso il buon senso, oppure diciamo che siamo arrivati talmente in ritardo che non c'era altra soluzione. Se oggi è una bella giornata per Cortina e siamo felici perché abbiamo fatto un lavoro, sono 2 anni che cerchiamo di lavorare ai fianchi e dopodiché anche andando in piazza. E oggi c'è il Consiglio regionale speciale proprio al Vajont, per il 60° dal Vajont, che era stato rinviato proprio a causa dell'incidente dell'autobus di Mestre, quello del cavalcavia, e quindi avremo stasera senz'altro le dichiarazioni, i commenti anche del presidente Luca Zaia sulla pista di bob da Cortina che non si farà più, ma andiamo a Mestre in diretta perché c'è l'inchiesta sul secondo incidente accaduto a Mestre con 13 feriti, ancora una volta un autobus della società La Linea. In diretta Ilaria Marchiori, a te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Mestre in via Carducci, proprio dove è avvenuto l'incidente sabato sera. Ci troviamo proprio dietro il pilone che è stato colpito dal mezzo. Insieme a me ci sono i sindacalisti delle 3 sigle CGIL, CISL e UIL, con cui parleremo tra pochissimo. Prima però facciamo un breve riassunto. Mentre la procura sta indagando anche su questo incidente avvenuto appunto sabato scorso, sempre di un pullman della Linea. Tra l'altro ricordiamo anche il pullman rosa, quello che era stato adibito oltre al vaporetto rosa per questo mese nell'ambito delle iniziative della Lilt, era stato anche pubblicizzato appunto qualche settimana fa. Nel frattempo è emersa anche un'altra notizia, non è probabilmente è collegata, però visto che si continua a parlare di incidenti di questo tipo di mezzi, un'altra notizia che è emersa riguarda un incidente avvenuto lo scorso giugno, il 16 giugno, lungo la Romea. Fu un banale tamponamento, non ci furono feriti, ma l'autista segnalò un'anomalia ai freni, però in qualche modo non fu ascoltato, dopodiché il rapporto tra l'altro finì, per cui insomma è il condizionale d'obbligo, però c'è anche questo terzo
questo episodio che fa comunque pensare. Allora, dicevamo qui però insieme a me ci sono i 3 sindacalisti, Giuliano Frate della FILT CGIL, Riccardo Ruzzon Will Trasporti e Guido Scarpa. Partiamo subito con Giuliano Frate. Innanzitutto benvenuti a tutte e 3, benvenuto a lei Frate. Lei ha parlato di condizioni e turni massacranti per quanto riguarda gli autisti, i lavoratori del settore comunque del trasporto pubblico locale e a questo punto anche non locale. Sì, confermo, buongiorno a tutti. In effetti questo mestiere ormai sta diventando improponibile, tant'è vero che ci sono molte dimissioni da parte già di chi ci lavora e si fa fatica a trovare, come si dice in gergo, nuove leve che vadano a sostituire queste defezioni piuttosto che pensionamenti e quant'altro. Il lavoro sta diventando impossibile per varie ragioni, a parte il discorso retributivo che per la maggior parte delle aziende è molto basso, ma poi i turni diventano impossibili come carichi di lavoro, come orario di lavoro, come nastri lavorativi che vanno dalle 10 alle 12 ore e oltre, e quindi diventa impossibile proprio gestire la vita privata, il rapporto famiglia, figli e lavoro, perché ci sono lavoratori anche in tutte le aziende, che sia la linea SPA, che sia CTV, ATVO e quant'altro, che si ritrovano fuori casa per intere giornate e per poi essere retribuite invece per le ore effettive di lavoro. Quindi è proprio una cosa ridicola, assurda, che bisognerà in qualche modo sistemare e modificare partendo sicuramente dal prossimo contratto nazionale, perché di questo passo gli autobus rimarranno nei depositi proprio per mancanza di persone. Oltretutto, se aggiungiamo che per avere i titoli professionali richiesti, cioè patente D, CQC, patente DE e quant'altro, per gli autosnodati ci vuole la DE, ci vogliono migliaia e migliaia di euro per ottenere i titoli. Quindi se aggiungiamo la spesa di migliaia di euro e in proporzione agli stipendi percepiti e alla vita lavorativa di sacrificio, di stress, e senza conoscere feste, senza conoscere i famosi ponti, cioè tutto sommato il gioco, come si dice, non vale più la candela, e infatti in particolare i giovani se ne guardano bene da intraprendere questa strada. Grazie Frate, ecco, facciamo un cambio, eccoci qui con Riccardo Ruzzon. Allora, alla luce di quanto ha dichiarato anche il suo collega, innanzitutto specifichiamo che non è la prima volta che voi segnalate la questione, ovviamente. Buongiorno a tutti, certo, confermo, noi abbiamo in più sedi e già da qualche anno segnalato le difficoltà dei lavoratori del settore. Tutto il settore a livello italiano è in forte difficoltà, anche le aziende che operano in un territorio come il territorio veneziano, che è un territorio che ha forti introiti da bigliettazione turistica, soffrono il mal comune. È pertanto un problema diffuso. Noi abbiamo segnalato in più volte in varie sedi, però purtroppo non abbiamo trovato la chiave di volta. È ovvio che quello che sta succedendo deve farci fare una riflessione seria, perché chi guida un autobus ha un'enorme responsabilità, ha la vita delle persone in mano e pertanto deve essere messo nelle condizioni di svolgere la propria attività con serenità e tranquillità. Ecco, a noi più di qualcuno ha raccontato di queste ore di lavoro che, anche se non sono effettive, ma comunque tantissime ore fuori casa, vanno ad incidere non solo a livello fisico ma anche emotivo. Certamente, voi pensate che la stragrande maggioranza
dei lavoratori fanno ovviamente a sua volta i pendolari, quindi vengono da fuori Mestre in questo caso e per fare un turno di lavoro di 7-8 ore con il viaggio stanno fuori 15-16 ore, perché fanno 3 ore e mezza di lavoro, poi fanno una pausa non pagata dalle 3 alle 5 ore e poi riprendono per finire il suo orario. Metteteci almeno mediamente un'ora di viaggio, perché a sua volta devono recarsi nelle proprie abitazioni. Tenete conto quindi che per essere pagati 7 ore stanno via di casa 16 ore. Questo per tutti i giorni, H24, perché il trasporto pubblico locale viene erogato sempre, in qualsiasi condizione, in qualsiasi manifestazione, con qualsiasi evento e con qualsiasi evento atmosferico. Tra l'altro gli operatori offrono un controllo nel territorio, oltre ad offrire un servizio, e queste sono le condizioni. Come diceva prima il mio collega, abbiamo dimissioni importanti da tutte le aziende, anche dalle aziende più grosse, pertanto c'è un malcontento generale e bisogna trovare la chiave di volta e migliorare queste condizioni. Ilaria, Ecco, questo non è un segnale da poco. Vediamo se dunque mi senti, allora. Sì. Facciamo, prima Sì. di sentire un terzo ospite, mi pare che tu abbia anche un terzo ospite, vediamo, Sì. vediamo il servizio di Filippo Fois dove si ricostruisce la vicenda, ci sono altre reazioni, vediamo Sì. adesso. Con un boato improvviso sono le 9 di sabato sera quando a Mestre un autobus elettrico della linea esce di strada schiantandosi contro la colonna di un palazzo di 6 piani di via Carducci, provocando 13 feriti, tutti fortunatamente non gravi. Dopo la strage del Cavalcavia è il secondo incidente che in poco più di 2 settimane coinvolge lo stesso modello di autobus elettrico della società privata che svolge per il Comune di Venezia il servizio di trasporto pubblico in alcune tratte, un fatto che ha avuto immediate conseguenze. Si è ritenuto di far sospendere tutti gli autobus di questo tipo e per fare un accertamento adeguato. Pensiero ai feriti, per fortuna nessuno di grave, e poi saranno le autorità competenti a capire il motivo di questo incidente. Per fortuna nessun ferito grave, ma una linea prudenziale che ci sembra assolutamente doverosa. Dalle prime dichiarazioni l'evento appare riconducibile ad un malore del conducente, ha scritto in un comunicato l'amministratore delegato della linea SPA Massimo Fiorese, un comunicato nel quale auspica la pronta ripresa della sospensione temporanea dei bus elettrici, non essendo emerse né contestate problematiche di natura tecnica sul mezzo, peraltro di recentissima produzione. È difficile pensare di dar la colpa sempre all'autista, al guardrail, a Tizio, a Caio Sempronio, quando qui abbiamo dei mezzi di nuova generazione che improvvisamente sbandano, che improvvisamente non frenano. Credo, noi non siamo dei tecnici ed è giusto che la Procura abbia posto i sigilli e che vada a verificare attentamente cosa sia successo a questi mezzi. Sull'incidente di via Carducci, la Procura della Repubblica di Venezia ha aperto un fascicolo. Le indagini, così come per il mezzo gemello precipitato dal cavalcavia il 3 ottobre, sono affidate alla polizia locale. Ma in città si apre anche un altro fronte. Lo apre Francesco Zingarlini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che ha lavorato per 7 anni come autista di linea CTV. Andrebbe fatto anche un ragionamento serio sui turni degli autisti, in particolare quelli delle ditte in subappalto, che fanno turni ancora più pesanti rispetto agli autisti ACTV. Parliamo di un carico di lavoro da circa 8-10 ore che si spezza in 2 o 3 volte nella giornata. Turni veramente a dir poco. 10 ore al giorno? Dalle 8 alle 10 ore, perché con la scusa dei spezzati, che fai delle pause tra un piccolo pezzo di turno e un altro, ti si aumenta a dismisura il carico ore, il nastro giornaliero lavorativo della giornata. Ecco Ilaria, nel caso dell'auto di via Carducci sappiamo che è stato un malore, così ha detto l'autista, che ha detto ho visto tutto bianco. Nell'incidente del cavalcavia l'autopsia ha accertato che non si è trattato di un infarto o di un malore, ma potrebbe essere stato anche un colpo di sonno, un attimo di distrazione. A te di nuovo la linea. Sì, eccoci qui. Allora sì, evidenziamo anche che comunque non è ancora, cioè le notizie che riguardano l'autopsia sono state quelle che si basavano su un primo esame, manca ancora
un ultimo esame che viene eseguito proprio oggi, quindi l'esito dell'autopsia l'avremo o nel pomeriggio, quello definitivo, con un esame tra l'altro specifico, e al più tardi domani. Comunque la questione sia questa: quello di sabato è stato accertato che fosse un malore. Allora, qui abbiamo Guido Scarpa della Filt CISL. Dicevamo anche, si è parlato in questi ultimi giorni anche del fatto che qualcuno avesse sollevato la questione che magari non ci fosse abbastanza tempo, gli autisti non fossero adeguatamente formati per guidare questo tipo di mezzi. Ma è così? Cioè, c'è una così grande differenza? Ci vuole spiegare lei, che magari voi siete più tecnici? Sì, non è proprio così, perché in linea di massima il 99% è come i bus normali che guidiamo tutti i giorni, non è che serva questa grande, diciamo, formazione, anzi non cambia assolutamente nulla. Il problema che riguarda soprattutto il TPL qua è il problema che ovviamente i carichi di lavoro, come dicevano prima i miei colleghi, carichi di lavoro, ma non danno ferie, e purtroppo stiamo assistendo anche a un forte licenziamento da parte del personale, perché non ce la fa più, anche a gente che ha 20-30 anni di servizio, che appunto cambia lavoro, perché in questo sistema, in queste maniere non si può sostenere, combinare vita lavorativa con la vita familiare, perché stare fuori di casa tante ore, torno a ripetere, poi tra l'altro mancando il personale viene incentivato il personale a fare straordinari e a sostituire chi manca, e questo dopo viene a scapito della vita lavorativa del personale. A livello psicofisico non riesce più a sostenere un carico di lavoro del genere. Tutto là. Ilaria, certo, grazie, quando si tratta di guidare andiamo sì, avanti con altra cronaca. Grazie davvero per queste testimonianze, a te, ai tuoi ospiti. Andiamo subito vicino a Tiene, dove c'è Vanessa Vanzatto, una casa semi abbandonata in fiamme, 2 famiglie evacuate. A te Vanessa. Sì, buongiorno a te direttore. In effetti ci troviamo in via Rozzampia, siamo in località Rozzampia, frazione di Tiene, dove questa mattina attorno alle 9 è davvero scoppiato un incendio in questa abitazione alle mie spalle, un'abitazione fortunatamente disabitata, però attaccata, adiacente a un'altra casa dove vivono 2 famiglie che sono state fatte evacuare dai vigili del fuoco. Un massiccio intervento proprio dei vigili del fuoco, intervenuti con tantissimi uomini, tantissimo personale. Accanto a me il vice comandante, il vice dirigente dei Vigili del Fuoco di Vicenza, Leonardo Rubello, che ci racconta un po' cosa è successo. Allora, questa mattina siamo stati chiamati per un incendio di un'abitazione direttamente verso le 9 del mattino, e l'abitazione, già sapendo che le strutture, come ci era stato comunicato, erano in legno, le strutture del primo solaio e anche della copertura. In questo caso abbiamo deciso di mandare tempestivamente un maggior numero di persone, quindi per un totale di 5 automezzi intervenuti e 18 unità che sono intervenute nell'immediatezza. Questo ha fatto sì di scongiurare il prosieguo dell'incendio, al fine che poteva coinvolgere eventualmente e propagarsi verso le restanti abitazioni, quindi quelle attigue. In questo caso la tempestività è stata utile, proprio perché, come vedete alle mie spalle, si è limitato all'unico fabbricato composto da piano terra e piano primo, che vede che è completamente compromesso, tant'è vero che le strutture, principalmente dei solai, sono in gran parte crollate, e questo ha compromesso anche la struttura perimetrale dell'edificio stesso, rendendo pertanto impraticabile l'uso della strada, in quanto il fabbricato è prospiciente alla strada che viene fortemente utilizzata dalla viabilità ordinaria. Questo sarà motivo appunto di interdizione di questa zona fino a quando non verranno poste le necessarie condizioni di sicurezza. Perché al momento c'è pericolo proprio che crolli tutta la parte dell'edificio che è interessata. Sì, l'incendio e il forte calore, comprese anche le strutture interne che nel crollo possono spingere la muratura perimetrale verso l'esterno, potrebbero appunto non garantire quella necessaria sicurezza nei confronti di chi sta all'esterno della struttura stessa.
basta, dopodiché naturalmente le famiglie a fianco rimarranno evacuate fino a quando non verranno ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza, perlomeno della parte elettrica, in quanto è stata tolta la corrente elettrica di un cavo che gravava sulla struttura coinvolta dall'incendio, e quindi verrà poi effettuata da parte di Enel in seguito naturalmente poi col nuovo collegamento. Non è escluso che le 2 famiglie che sono state evacuate restino fuori per qualche giorno fino a che non viene accertato tutto. Certo, questo sì, e quindi fino a quando, come dicevo prima, le condizioni di sicurezza non vengono ripristinate, le 2 famiglie purtroppo, ahimè, dovranno trovare ospitalità da parenti ed amici. Si è capito da cosa è scaturito questo incendio? Allora, l'ipotesi più probabile che noi stiamo cercando e stiamo indagando è quella della presenza di un freezer presente nella parte del piano terra, e presumibilmente potrebbe essere che fosse questo il malfunzionamento magari di questo elettrodomestico che possa aver dato l'avvio a quello che è stato l'incendio, che poi si è divampato. Ecco, quindi adesso i vigili del fuoco lavoreranno ancora per diverse ore, perché essendo tutto quanto di legno all'interno, le operazioni di smassamento e per assicurarsi, mettere in sicurezza tutta la zona, insomma, dureranno ancora per diverso tempo. Io ringrazio il vice comandante dei vigili del fuoco di Vicenza, Leonardo Rubello, e il direttore, ti ricedo la linea. Grazie molte Vanessa, grazie al vice comandante. Restiamo sulla cronaca nera, perché ci sono ancora incidenti stradali. Purtroppo un 31enne residente a Oppeano, in provincia di Verona, è morto questa notte sulla strada provinciale 6 nei pressi di Grezzana. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro il guardrail, morendo per i gravi traumi riportati, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del SUEM 118. La dinamica della tragica sbandata è al vaglio dei carabinieri. E non ce l'ha fatta il 59enne coinvolto nello schianto avvenuto venerdì in tangenziale sulla bretella per Abano Terme a Padova. È morto dopo 3 giorni di agonia il 59enne di Abano Terme, rimasto coinvolto in un tremendo incidente lungo la direttissima verso il comune termale venerdì pomeriggio. La vittima è Giancarlo Girardi, titolare della nota catena ortopedica Medical Girardi. L'impatto frontale tra i 2 furgoni, un botto tremendo. Girardi era alla guida del furgoncino Volkswagen più piccolo che ha improvvisamente invaso la corsia opposta, dove stava sopraggiungendo un camion per il trasporto di bevande. Il suo furgone si è fermato dopo un centinaio di metri. Impressionante la foto in cui si vede la parte del furgone completamente squarciata. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato il 59enne in ospedale in gravissime condizioni. Il quadro clinico però non si è mai stabilizzato e l'uomo è morto nella notte. Restano molto gravi le condizioni del 64enne ferito nello scontro frontale di Montebelluna, uno scontro tra un autobus e un furgone in cui hanno perso la vita 2 persone. Vediamo la testimonianza di un'amica dell'autista dell'auto che viaggiava dietro al furgone. Una rosa rossa in via Bassanese a Montebelluna, dove è avvenuto il tragico incidente in cui hanno perso la vita Pietro Gallina, 80 anni, e Ruggero Priarollo, di 75. Un impatto violento, quello del furgone bianco dell'80enne con l'autobus di linea MOM. Un frontale che, raccontano le testimonianze, non è stato causato da un sorpasso. Non c'era un sorpasso, ha visto proprio il furgone che è andato nell'altra corsia. Così, infatti era un po' sconvolta anche ieri sera e così è successo questo. Lei ha visto questo, era proprio dietro il furgone. Nessuna manovra azzardata dunque. Dalle prime ricostruzioni pareva infatti che il frontale fosse stato causato dal sorpasso poco sicuro di una Panda da parte del furgone bianco di Pietro Gallina, titolare dell'omonima impresa di pompe funebri di Montebelluna. Ricostruzione che, secondo la testimonianza dell'amica dell'autista della Panda, non trova riscontro. Stava andando a casa e lei abita a Cairano e praticamente era dietro il furgone. E niente, ha visto all'improvviso che praticamente il furgone se n'è andato sulla corsia opposta, diciamo, mentre arrivava
il bus della mom. E lì, passando, proprio lei non se n'era nemmeno resa conto, ha visto proprio l'impatto e tutto quello che è successo, insomma, ecco. Erano circa le 15:45 al momento del forte impatto che ha causato 2 vittime e 3 feriti, di cui uno grave, e li trasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove si trova tuttora ricoverato. Un frontale che ha coinvolto un autoarticolato MOM della linea 112 Treviso-Bassano. Uno scontro che il conducente dell'autobus non ha potuto evitare, nonostante la sterzata verso il ciglio della strada. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi del SUEM 118, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. Ancora in corso le indagini per capire l'esatta dinamica dell'accaduto. La Procura della Repubblica deciderà nelle prossime ore se aprire un fascicolo per omicidio stradale. E il dolore, il cordoglio dei familiari e degli amici delle 2 vittime. Ce l'abbiamo. Giocare a carte. Mi mancherà tanto quello. Cosa giocavate? Scopa. Mi mancherà tanto fare quello. Non vuole farsi inquadrare Christian, figlio di Ruggero Priarollo, 75 anni, morto nel violento impatto con l'autobus MOM in via Bassanese a Montebelluna. Troppa la commozione che spezza le parole, troppo forte il dolore per la perdita del padre. Per tutta la vita Ruggero ha lavorato nell'azienda edile del fratello, un lavoratore instancabile, sempre pronto a darsi da fare. Il suo lavoro sapeva farlo. Un ottimo lavoratore, mio papà. Andava a lavorare anche con la febbre addosso. Una vita complicata, la separazione con la moglie Maria Rosa, morta un paio d'anni fa a causa di un tumore, condizione che l'aveva riportata nel Montebellunese dopo gli anni passati in Germania. Malattia che, racconta il figlio Christian, ha riunito i suoi genitori, che si sono poi risposati. Una storia che aveva commosso tutta Italia. Ruggero viveva nell'appartamento di via Monteforcella con il figlio, la sua compagna e la piccola Angelica di 4 anni. Amico di lunga data con l'altra vittima del tragico incidente, Pietro Gallina, un rapporto che Christian ricorda così. Scherzoso, si frequentava, lui andava sempre lì nella ditta di Pietro, in segheria, in falegnameria, era tutti i giorni lì. Magari 10 minuti, un quarto d'ora a ridere e scherzare 2 parole, ma era sempre lì. Sempre nella sua bottega Pietro Gallina, 80 anni, volto conosciutissimo a Montebelluna non solo per la sua professione ma anche per la sua generosità. Io il papà me lo ricordo sempre disponibile verso gli altri, se avevi bisogno lui c'era sempre. Molto generoso e una persona che non guardava molto le apparenze ma più la sostanza. Se avevi bisogno, soprattutto anche di piacere, sì, avevi bisogno, mi facevi una telefonata naturalmente con i suoi tempi, vabbè. Però lui aveva questa bella cosa. Disponibilità verso gli altri che la figlia Ermenegilda ricorda anche nella grande capacità di ascolto e comprensione per gli altri che andavano in bottega da lui anche solo per scambiare 2 parole, come faceva l'amico Ruggero Priarollo. Lui aveva proprio questa propensione ad ascoltare la gente e dargli anche quella parola, quel conforto che ti tirava subito su. Generosità e allegria che tante persone che lo conoscevano hanno voluto raccontare ai nostri microfoni. Che ieri mattina ho detto, guarda, ho detto che c'era 4-5 uomini là, che parlava, che rideva, e era un punto di riferimento. C'era un punto di riferimento, aveva una parola buona per tutti, aiutava tutti. Io sono algerino, mi chiedi sempre come stanno i miei figli, ho 4 figli e la moglie. Dico guarda Don Piero, purtroppo non posso andare a casa, devo lavorare. Ultimamente ho deciso di andare a casa a Natale, speriamo, no? E lui mi dice guarda, prima, ieri me l'ha detto, no? Mi raccomando, prima di andare, venga, dimmi che ti pago io il biglietto. Un vuoto importante quello che Pietro lascerà, come la sedia rimasta vuota alla cresima della nipote. Un incidente che la famiglia non si spiega. Comunque è sempre stato accorto nella guida, quindi non riesco a capire che cosa possa essere successo, non lo so, aspettiamo un attimo a capire. Servizio di Edi Caliman, oggi in regia Francesco Cerone e Fabio Falliero. Adesso andiamo in diretta a Padova perché per 2 giorni saranno esposte nel Duomo le spoglie di Papa
Pio X, continua quindi la peregrinazio del Santo. Andiamo subito da Chiara Gaiani, a te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo proprio sul sagrato della Basilica con il collega Cristian Roque Allende. Le spoglie di Papa San Pio X sono arrivate nel cuore della notte a Padova intorno all'1 per fare poi il loro ingresso all'interno della Basilica Cattedrale, dove dalle 7:30 di questa mattina sono esposte alla venerazione dei fedeli. Prima la celebrazione dell'Eucaristia, poi delle lodi presieduta dal Vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla. Come vedete il portale della Basilica è aperto alle mie spalle. Questa peregrinazio durerà per 2 giorni fino a domani sera alle ore 18, quando poi da qui partiranno verso Venezia. Ma allora vediamo la ricostruzione di queste prime ore, di come ha vissuto la Chiesa di Padova queste prime ore nel servizio che abbiamo confezionato in redazione. L'arrivo nel cuore della notte è il sagrato della cattedrale silenzioso ad accogliere il furgone con le reliquie di Papa San Pio X, che ritorna nella città dove arrivò nel 1850, giovane seminarista. All'alba la Santa Messa e poi le lodi iniziano la solenne peregrinazio dei fedeli che durerà fino a domani sera. La provvidenza ha voluto che Giuseppe Sarto diventasse vescovo, poi patriarca e poi papa. Ecco, però è la storia di uno di noi, non è la storia di uno che cade dall'alto, ma che nasce dalle nostre terre, dalla nostra cultura, dalla nostra spiritualità. Immaginiamo i genitori, i nonni, gli amici, i vicini di casa. Ecco, Papa Pio X è nato da questa nostra terra. Ci si sente parte di una storia preziosa e grande, ci si rende conto di essere innestati in radici molto robuste, e non per guardare con nostalgia esagerata il passato, ma per essere anche all'altezza delle sfide dei tempi di oggi. Un percorso apposito accompagna i pellegrini nel Duomo, che parte dall'altare dedicato a San Pio X e arriva poi al centro della Basilica Cattedrale, dove si può sostare davanti alla tecca con le reliquie del pontefice. Un legame solido quello con la Chiesa di Padova, un silenzio che nella contemplazione si riempie di preghiera. È stata un'emozione? Sì, veramente, grande anche, perché io ero bambina, perché mi ricorda tante cose. È un silenzio, una cosa rilassante, ma dentro una cosa emozionante. Domani alle 18, durante la celebrazione dei Vespri, che saluteranno le reliquie che si sposteranno a Venezia, dove San Pio X fu patriarca, dalla Basilica Cattedrale e da tutte le chiese di Padova salirà una preghiera per la pace. 2 settimane prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, Papa Pio X è morto, lasciando delle parole brevi, sintetiche, ma molto sentite in favore della pace, e ci colpisce molto questa coincidenza. Domani ci raccoglieremo anche in modo speciale alle 18 con il nostro Vescovo Claudio in preghiera per questa grande intenzione. Quindi la provvidenza ci dà questo segno e chiede, io ho detto spesso questo, di pregare per la pace lontano, ma di costruirla già qui, già nel nostro oggi. E sarà proprio il vespro delle 18 con la preghiera della pace in cui la Chiesa di Padova si unirà a tutta la Chiesa d'Italia a chiudere la peregrinazio, le 2 giorni di peregrinazio qui a Padova. Poi lo avete sentito, le spoglie mortali di Pio X partiranno alla volta di Venezia. Ieri Pio X ha lasciato la sua terra, ha lasciato Riese, Pio X, la terra dove è nato, al santuario della Madonna delle Cendrole, la solenne celebrazione di chiusura presieduta dal segretario di Stato Cardinal Pietro Parolin, che Lucio Zanato ha sentito proprio su questo tema che sta tanto a cuore in questi giorni a tutti noi, ovvero sul tema della pace. Allora vi lasciamo alle parole del Cardinal Parolin e poi da Padova la linea può tornare a voi. Lei ha richiamato tantissimo questa pace, ma questa pace è possibile? La pace è sempre possibile perché è dono di Dio, impegno degli uomini, ma il problema è l'impegno degli uomini, se vogliono veramente la pace e se i politici hanno la volontà politica di costruirla la pace. Ecco. Cosa ci può insegnare San Pio X in questo senso?
San Pio X può insegnarci che la pace si costruisce giorno dopo giorno attraverso l'attenzione alle persone, soprattutto ai più poveri e più vulnerabili. Siamo a Padova perché siamo adesso sul fronte dei furti, ce ne sono in ogni provincia del Veneto, ce ne sono stati molti, raffica di furti a Portogruaro proprio negli ultimi giorni, ma a Padova sono stati arrestati un uomo e una donna che hanno fatto dei colpi in molte abitazioni, si avvalevano di un tredicenne approfittando della sua non imputabilità. Vediamo. Usavano un bambino di 13 anni per compiere furti in abitazione. 3 rom ventenni sono stati arrestati dai poliziotti della squadra mobile. Gli agenti, durante un servizio di controllo del territorio, avevano notato il minorenne suonare al citofono di alcune abitazioni di via Alfieri nel quartiere Guizza, entrare e poi uscire dopo pochi minuti. Ad attendere il tredicenne vicino ad un bar di via Pindemonte un ragazzo di 20 anni e 2 donne di 22. Insospettiti, i poliziotti li hanno pedinati. I 3 hanno preso un tram, si sono diretti ai giardini dell'Arena, poi in zona stazione. Anche in questo caso il tredicenne ha suonato i campanelli di diverse abitazioni senza ottenere risposta. Il gruppo è così nuovamente salito in un autobus verso via del Pescarotto. Il tredicenne sempre con un grosso marsupio, seguito a distanza dai 3 ventenni. Il gruppetto ha girato per tutto il quartiere Stanga, entrando anche in un fast food e in una pizzeria. Dopo pranzo il minorenne e i 3 ventenni si sono diretti verso via Ariosto. Qui, mentre l'uomo faceva da palo, il tredicenne e le 2 donne sono riusciti ad entrare in uno stabile. Una volta usciti, i poliziotti li hanno fermati e controllati. Nel marsupio il tredicenne aveva un cacciavite, una lastra di plastica e una chiave inglese, appena usati per forzare le porte delle abitazioni di via Ariosto. Nella borsa le 2 donne avevano braccialetti, collane e orecchini, mentre il ventenne aveva 550 euro. La refurtiva è stata recuperata e sequestrata e queste sono le foto divulgate per ritrovare i proprietari. I 4 che arrivavano dalla provincia di Venezia sono stati portati in questura e fotosegnalati. 3 ventenni sono stati arrestati e portati in carcere. Una delle 2 donne in stato di gravidanza avanzata è stata però scarcerata. Il tredicenne, vista la sua età non imputabile, è stato segnalato alla procura dei minori e affidato ad una comunità. E molto spesso questi predoni trovano rifugio in edifici abbandonati, in zone degradate, e a Vicenza è stato fatto l'ennesimo controllo che è stato ordinato dal questore Paolo Sartori. Vediamo. La sicurezza si fa con i pattugliamenti e la questura di Vicenza punta i fari sui quartieri dove i cittadini segnalano degrado e la presenza di personaggi che tengono comportamenti incivili, a volte pericolosi. Da Ponte degli Angeli a Viale San Lazzaro, Corso Santi Felice e Fortunato, via Muttoni, Campomarzo. Ispezionate le zone dei centri commerciali, controllati minuziosamente gli interni degli ex magazzini generali, dove sono state trovate in condizioni igieniche precarie le tracce di presenze e bivacchi non autorizzati. Nel corso dei controlli, durati tutto il weekend e che sono terminati questa mattina, sono state effettuate verifiche su 45 veicoli, 5 locali, comprese alcune sale da gioco, e 92 persone, di cui 37 straniere e 26 con precedenti. Al termine il questore ha firmato 5 avvisi orali, 4 fogli di via obbligatori da Vicenza e 4 ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di altrettanti extracomunitari risultati irregolari e con a proprio carico pregiudizi penali e di polizia. Siamo collegati poco fa con Vanessa Banzatto da una frazione di Tiene dove è andata in fiamme una casa semi-abbandonata attigua ad un condominio. Sono state evacuate 2 famiglie. C'è stato un altro incendio per la chiesa, nella chiesa in via Borgofuro a Torre Belvicino, in questo caso siamo nel Vicentino. Una candela rimasta accesa sull'altare ha rischiato di innescare un devastante rogo. Servizio di Daniele Garbin. Torre Belvicino è stato il sacrestano a dare provvidenzialmente l'allarme e a far intervenire le squadre di vigili del fuoco all'antica pieve di Santa Maria per un principio di incendio che poteva pericolosamente estendersi a tutta la chiesa. L'uomo ieri, poco dopo mezzogiorno, aveva visto una coltre di fumo invadere l'abside proprio sopra l'altare. Probabilmente una candela votiva la causa dell'innesco delle fiamme che hanno bruciato un telo cerato, fiori di plastica e un angolo dell'altare stesso. Le squadre di pompieri provenienti da Arzignano
hanno immediatamente ripristinato le condizioni di sicurezza e areato lo spazio sacro con un motoventilatore. Ad Arcugnano, sempre ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti verso le 13 in una abitazione di via Sant'Agostino per l'incendio scoppiato in una cucina. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita, ma le fiamme hanno devastato il locale. I 9 operatori intervenuti con autopompa, autoscale e autobotte sono riusciti a circoscrivere le fiamme, impedendo che il rogo si estendesse all'appartamento sottostante. A Padova un 24enne è stato trovato a terra dalla polizia con una ferita alla gamba. Non sono ancora chiari però i dettagli di questa violenta lite all'Arcella sabato sera. Sabato sera di violenza all'Arcella a Padova. Poco dopo le 23 in via Bonarroti, le volanti della questura sono intervenute dopo la segnalazione di una persona ferita in strada. L'uomo, gravemente ferito alla gamba, è un 24enne di origini tunisine residente in città. Grazie alle testimonianze, i poliziotti sono riusciti a ricostruire che poco prima del loro arrivo un gruppo di 6 o 7 giovani, probabilmente nordafricani, aveva aggredito il 24enne, ferendolo con un'arma da taglio. Degli aggressori però non c'era nessuna traccia. Dopo il ferimento, infatti, si sono dati alla fuga. L'uomo aggredito, soccorso dai sanitari del SUAM 118 e poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera, non ha fornito ulteriori chiarimenti. Il 24enne è stato poi dimesso con una prognosi di 15 giorni. Gli agenti della questura stanno esaminando i filmati delle telecamere presenti sul posto per ricostruire con esattezza la dinamica della violenza. Il servizio di Francesco Rattai, Matteo Salvini ha scatenato una polemica sui magistrati politicizzati, in particolare sulla giudice Iolanda Apostolico, che ha, come sapete, non convalidato i fermi per dei nordafricani che erano stati inseriti nel centro di accoglienza di Pozzallo, sono stati liberati. Da qui la reazione vivacissima del vice ministro Salvini, che ha rincarato la dose quando si è appreso che la stessa Apostolico aveva difeso, chiamata come testimone, il figlio coinvolto in incidenti di antagonisti contro la polizia a Padova nel 2019. Servizio di Valentina Visentin. A fomentare la polemica sulla giudice del Tribunale di Catania, Iolanda Apostolico, la prima ad opporsi al decreto Cutro non convalidando il trattenimento di alcuni migranti nel centro di rimpatrio, ora non sono i video in cui la si vede manifestare nel 2018 al molo di Catania per chiedere lo sbarco dei migranti bloccati dall'allora ministro dell'Interno Salvini sulla nave Diciotti, ma la sua testimonianza in tribunale a Padova nel processo che vedeva coinvolto il figlio Francesco Moffa, imputato per gli scontri avvenuti il 29 marzo del 2019 nella città del Santo durante una contromanifestazione dei centri sociali per protestare contro il corteo no aborto indetto da Forza Nuova. Il figlio della giudice Apostolico, insieme ad altri attivisti dei centri sociali, aveva partecipato alla contromanifestazione culminata negli scontri con la polizia in via Oberdan sotto le finestre del comune di Padova. Una decina di manifestanti finì a processo perché si contarono dei feriti tra le forze dell'ordine, ma tutti i manifestanti vennero poi assolti. La giudice Apostolico venne convocata come testa a Padova e testimoniò nel processo che vedeva imputato il figlio. Il ragazzo, poco dopo gli scontri, infatti aveva chiamato la madre e le aveva inviato un video delle foto di un'amica ferita e di un suo ematoma alla gamba. In aula a Padova Apostolico testimoniò dicendo che il figlio le riferì che la polizia aveva usato violenza sui manifestanti. Questo nuovo episodio, che riguarda la giudice Apostolica, ha buttato benzina sul fuoco della polemica politica. Va ad intervenire questa volta è anche il sindacato di polizia FSP, che all'epoca, attraverso il loro avvocato, aveva assistito gli agenti coinvolti negli scontri. Il sindacato di polizia in una nota stampa scrive: vogliamo che i poliziotti abbiano serenità e fiducia verso la granitica istituzione della magistratura, ma evidentemente di fronte ad eventi del genere la piena convinzione della terzietà di un giudice legittimamente vacilla. Parleremo stasera a Focus dalle 21:15 anche della drammatica situazione nella striscia di Gaza. Israele sta per sferrare un attacco senza precedenti contro il nord di questo territorio, mentre sono in fuga i palestinesi verso il sud. L'Egitto potrebbe non aprire
la frontiera e quindi tutte queste persone si ammasserebbero al confine nel momento in cui manca poco all'attacco di Tel Aviv. Intanto vediamo un titolo del Corriere della Sera: l'Iran che minaccia Israele, gli Stati Uniti dicono prepariamoci, risposta a Hezbollah sarà mortale. Una situazione veramente molto molto tesa, molto drammatica, con un'escalation che la diplomazia sta tentando di fermare. Intanto i rapiti, le foto e le informazioni di uomini, donne, bambini, anche di neonati israeliani rapiti da Hamas nel raid avvenuto lo scorso 7 ottobre. I volantini sono apparsi nel centro di Padova, soprattutto nella zona del ghetto, Pontecorvo e Piazza Castello nel fine settimana. Nei volantini si chiede di fotografare e divulgare queste informazioni per aiutare a sensibilizzare la comunità internazionale e ritrovare gli oltre 200 rapiti attualmente nelle mani dei terroristi di Hamas. La guerra scoppiata in Israele sulla striscia di Gaza dopo gli attacchi di Hamas sta coinvolgendo l'opinione pubblica padovana. Settimana scorsa studenti universitari hanno affisso uno striscione pro-Palestina, sabato un corteo non autorizzato, ora i volantini pro-Israele nel cuore del ghetto ebraico di Padova e in molte strade del centro. Allora adesso abbiamo un servizio da Treviso su un'operazione della Guardia di Finanza che ha fatto un'inchiesta in 14 ristoranti e ne ha chiusi 7 per lavoro nero. Sentiamo Edi Kaliman. Siamo in compagnia del capitano Giuseppe Muscolino, comandante della Guardia di Finanza della compagnia di Castelfranco Veneto, un'operazione che rientra nell'ambito del contrasto al lavoro sommerso. 14 ristoranti controllati, 10 hanno riscontrato irregolarità per lavoro in nero. Comandante, cosa può dirci? Sì, si tratta di un fenomeno che è apparso abbastanza diffuso nei territori della Castellana. In particolare oltre il 70% degli operatori hanno portato a rilevare delle situazioni di irregolarità, sia legati a una mancanza totale di assunzione, quindi dei lavoratori sconosciuti ai dati, sia delle situazioni di irregolarità consistenti nei casi in cui almeno nei casi che abbiamo appurato, a una mancata attivazione della chiamata, il che vuol dire che abbiamo dei lavoratori che sono assunti a chiamata, per i quali nella giornata in cui è avvenuto il controllo questa chiamata non è stata attivata, per cui il lavoratore, sebbene formalmente e regolarmente assunto, in quel momento non avrebbe potuto svolgere attività lavorativa. Altra misura che abbiamo preso, sempre in collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro, è quella della chiusura dell'attività. Si tratta di una posizione che non è definitiva, ma può essere revocata previo pagamento delle sanzioni previste e regolarizzazione dei lavoratori trovati irregolari per un periodo minimo di tempo che è di 3 mesi. Al tempo stesso questo tipo di misura viene presa nel momento in cui vengono rinvenuti a lavorare più del 10% dei presenti senza un regolare contratto, cioè la cui posizione è in qualche modo irregolare nel momento dell'accesso. 14 locali controllati, 10 presentavano irregolarità, un numero consistente. Sì, è un fenomeno che senz'altro ci ha colpito per quelle che sono le sue dimensioni. Chiaramente si tratta di irregolarità di vario tipo, anche la fascia d'età dei lavoratori è stata molto variegata, si va dallo studente che alterna lo studio a delle piccole prestazioni di lavoro, ma abbiamo riscontrato anche la presenza di persone senz'altro più adulte che di mestiere magari fanno altro e che per arrotondare fanno un secondo lavoro, o anche persone impiegate stabilmente nel settore della ristorazione. È chiaro che l'entità del fenomeno ci induce a ripetere questo tipo di controlli, per cui è chiaro, l'attività di controllo non finisce qua, ma nei prossimi mesi si cercherà di fare delle altre attività della specie per capire ancora meglio qual è l'entità del fenomeno.
Come comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Castelfranco, immagino che questi controlli siano stati fatti in tutta la zona della Castellana. Sì, in tutti i comuni della Castellana, da Castelfranco, Sinasolo, passando per Maser, Castello di Gode, Corriese, Pio X, insomma abbiamo cercato di diversificare tutti i comuni della zona. È chiaro che l'attività, come le dicevo, proseguirà, per cui si cercherà di ampliare il più possibile, chiaramente alla presenza degli elementi di rischio, questo tipo di controlli. Allora andiamo avanti con il fine vita, vediamo il titolo del Corriere del Veneto, fine vita, centrodestra spaccato, la legge con 9.000 firme è ferma, intanto prosegue la battaglia di Stefano Geller che si dichiara pronto allo sciopero della fame. Sarà con il comitato pronto a fare sciopero della fame, andare davanti al palazzo della regione. È pronto a fare lo sciopero della fame pur di vedere attuata la legge relativa al fine vita, la cui proposta è stata avanzata dal comitato che da anni si batte perché chiunque possa decidere della sua vita. Non ha più paura di nulla Stefano Geller, che dalla sua abitazione di Cassola ha voluto lanciare un messaggio forte alla politica regionale, imbalsamata e ferma sulla sua non decisione, non condivisione, non discussione su un tema che riguarda tantissime persone. Geller il 13 ottobre 2022 ottenne dall'Ulsette Pedemontana l'autorizzazione al fine vita, il suo un caso isolato, assieme a un altro del Veneto, come ci spiega Diego Silvestri del comitato promotore. Le due domande che finora ci sono state, quella di Stefano Geller e quella della signora Gigliola della Marca Trevigiana, hanno ricevuto una risposta senza intermediazione dei tribunali. Abbiamo mandato una lettera a tutti i capogruppo, quindi a tutta la politica, e attualmente non abbiamo alcuna risposta. Siamo in attesa e l'ultimatum, bruttissima parola, l'ultimatum scade venerdì. Sono passati 100 giorni da quando voi avete chiesto una risposta, 100 giorni di totale silenzio, e sembra addirittura che soprattutto la parte della maggioranza politica si nasconda davvero dietro un dito pur di non affrontare queste questioni. Allora, noi abbiamo depositato le firme, le sottoscrizioni di questa iniziativa popolare il 30 di giugno a Palazzo Ferrofini. Come dicevo, adesso abbiamo risollecitato chi di dovere e non siamo disposti ad aspettare oltre, perché non ci interessano i conflitti interni della maggioranza, ci interessa che la cosa vada avanti e che i cittadini abbiano una risposta che la politica deve dare. Chiedono semplicemente che la politica regionale apra un dialogo, si metta in discussione, e se entro venerdì non avranno risposte da Venezia. Abbiamo intenzione di essere presenti a Palazzo Ferrofini con delle manifestazioni eclatanti. Stefano Geller è pronto a scendere in piazza. Mi è stato riconosciuto questo diritto che quando dovrò potrò mettere fine alla mia vita, e questa cosa mi ha dato molta serenità e anche voglia di andare avanti e di fare qualcosa per gli altri. E si rivolge direttamente ai consiglieri regionali. Vorrei invitare personalmente a casa mia i consiglieri regionali che hanno dei dubbi o sono contrari a confrontarsi con me e capire le ragioni dei malati che soffrono. Non c'è altro da aggiungere, a parte la frase che Stefano ha stampata sulla sua maglietta: la mia vita appartiene a me. Servizio di Vanessa Banzato della nostra redazione di Bassano e Grappa. Adesso sentiamo cosa ha detto sulla spaccatura nel centrodestra, sul fine vita, il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco.
Vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, il tema del fine vita è molto importante in questo momento. L'associazione Luca Coscioni e Stefano Geller hanno chiesto al Consiglio regionale di prendere posizione, di varare questa legge sul fine vita, ma il rischio, dicono molti, è quello che si crei un fronte ideologico su un argomento che invece è molto importante. Ma certamente io rispetto le idee e le opinioni di tutti, però qui stiamo parlando della vita delle persone e soprattutto stiamo parlando della regione del Veneto, che dovrebbe essere la prima regione in Italia che va ad approvare una legge che prevede il suicidio medicalmente assistito, in poche parole l'eutanasia. Io ritengo questa cosa, a mio parere, ovviamente una follia, perché stiamo parlando della vita delle persone. Noi in Italia abbiamo un sistema sanitario nazionale e regionale che sono dei sistemi nati per aiutare le persone, per curare le persone e non per somministrare la morte. Prima di parlare di eutanasia dobbiamo parlare di servizi alla persona, di assistenza domiciliare, di cure palliative, di caregiver, di dare all'ammalato tutte le cure possibili. Ma non vorrei mai che passasse il concetto che oggi chi non è più utile per questa società o chi ha dei problemi, come unica soluzione c'è la morte. Quindi io sicuramente sto facendo la mia battaglia, che è una battaglia ovviamente sulla base delle mie idee, ma penso che il Veneto oggi non sia né pronto né debba approvare una legge del genere, perché vuol dire veramente autorizzare un'istituzione a somministrare la morte a delle persone, ovviamente su richiesta dei singoli, attraverso dei protocolli. E quindi su questo adesso ci sarà anche un dibattito nelle prossime settimane. Quello che trovo anche folle è la faciloneria con la quale si sta parlando di questo argomento, addirittura questa pressione nell'approvare in fretta questo tipo di norma, come se parlare della morte delle persone attraverso un'iniezione sia un qualcosa di semplicissimo alla pari di qualsiasi altra legge. L'intervista di Ferdinando Garavello, vediamo adesso i titoli del Corriere della Sera partendo dalla manovra. Oggi è stata approvata dal Consiglio dei Ministri, dal secondo figlio asilo gratis, l'asilo nido gratis e no ai contributi previdenziali per le madri. Tornano i fringe benefit, taglio del canone RAI. In realtà questo canone RAI, a quanto sembra, pare sia stato ridotto l'importo all'interno della bolletta della luce a 15 euro, ma che poi si debba pagare in altro modo i 5 euro restanti, quindi non si capisce come, a meno che le cose non siano messe diversamente. Poi ancora la diretta, Israele smentisce la riapertura del valico di Rafah, per cui c'è un ammassamento di profughi proprio ai confini con l'Egitto. L'ufficio di Netanyahu per Gaza, nessun cessate il fuoco, aggiornato il bilancio, sono 199 gli ostaggi di Hamas. Ovviamente c'è il dolore, la preoccupazione dei familiari di queste persone che sono state rapite subito dopo l'attentato al rave party. Avrete visto delle immagini drammatiche di ragazzi portati via con la forza dal luogo del rave. Vediamo rispetto a quello che potrebbe accadere anche sul fronte dell'immigrazione, quelle che sono anche le conseguenze di questi conflitti nel Medio Oriente e anche in Africa. Ne abbiamo parlato su Antenna 3 con il presidente della società che gestisce l'ex caserma Serena di Dosson. Sentiamo. Le immagini di guerra dal Medio Oriente, i golpe in serie nei paesi africani, l'instabilità politica internazionale non potranno che aggravare il fenomeno migratorio in atto e occorre farsi trovare pronti con tutti gli strumenti del caso, come Stato e come territorio. Ne è convinto Gian Lorenzo Marinese, presidente della Nova Facility che è in gestione il centro di accoglienza all'ex caserma Serena di Dosson, che commenta così lo scontro tra Israele e i terroristi di Hamas. Secondo me ci vuole una necessaria azione diplomatica, ci vuole il buonsenso e bisogna riuscire con la parola, col dialogo, a riportare all'interno di binari democratici quella che è una situazione in questo momento esplosiva. Malgrado durante l'estate il tema dell'accoglienza diffusa abbia convinto anche esponenti della Lega come il sindaco di Treviso Mario Conte e il presidente del Veneto Luca Zaia, Marinese continua a ritenere necessarie le grandi strutture di accoglienza. Io credo che
sia il momento in cui bisogna impegnarsi per riuscire ad avere dei livelli di accoglienza differenziati, un primo livello che sono necessariamente gli hub, un secondo livello l'accoglienza diffusa, un terzo livello una rete sul territorio. Non è stata un'estate facile quella del 2023, gli sbarchi sulle coste italiane si sono susseguiti senza sosta. Ora, come accade generalmente all'inizio dell'autunno, il flusso sta rallentando. Io credo che la situazione in questo momento sia tornata alla normalità dopo un'estate oggettivamente intensa come numero di arrivi. Si è visto delle scene a Lampedusa, io sono stato 2 anni a Lampedusa, avevamo accolto 65.000 persone in 24 mesi, quest'anno sono state accolte dall'inizio dell'anno circa il doppio di questo numero, quindi sicuramente è sotto gli occhi di tutti che la situazione è diversa. Diciamo che qua in provincia di Treviso siamo molto fortunati, sotto la regia della prefettura di Treviso non si sono mai viste le scene che si sono viste in tantissime altre province d'Italia, di profughi che non sapevano dove andare. Ecco, qui c'è una situazione che credo sia sotto controllo. I quotidiani nazionali stanno seguendo ovviamente l'evoluzione della situazione in Israele. Vediamo il primo ministro Netanyahu che ha avuto un incontro questa mattina, vediamo cosa sta succedendo in diretta, vediamo. Un momento di raccoglimento, di cordoglio con immagini parlamentari della Knesset. Sentiamo cosa הצטרפו אלינו 5 שרים נוספים. ראיתי את הלוחמים הנפלאים שלנו שנמצאים עכשיו בקו החזית. הם יודעים שהעם כולו עומד מאחוריהם. הם מבינים את גודל המשימה. הם נכונים לפעול בכל רגע כדי למגר את מפלצות הדמים שקמו עלינו לכלותנו. החמאס חשב שאנחנו נתפרק. Questo era Netanyahu che parlava, era una riunione del governo, parlava dei combattenti eroici di Israele che stanno tentando di fermare, avete sentito, il mostro sanguinoso di Hamas. Andiamo in pubblicità, 1 minuto e mezzo e poi torniamo con Focus TG. In diretta con Focus TG, torniamo alle notizie dei giornali nazionali. Il canone RAI scende da 90 a 70 euro, quindi c'è il calo. All'interno della manovra è stata presa questa decisione, il taglio applicato direttamente in bolletta. Il ministro Giorgetti, 1/4 dell'importo non verrà più pagato, la novità applicata direttamente nella bolletta della luce e nel momento in cui si sta dicendo, l'ha detto questa mattina Giorgia Meloni, che il governo è impegnato nella riduzione degli sprechi, ci chiediamo come possano essere pagati 6 milioni di euro alla ex parlamentare Nunzia De Girolamo che per il suo ultimo programma prende questo cachet per 38 puntate. 6 milioni di euro pagati dai contribuenti. Andiamo a Bassano del Grappa, l'onda anomala del caso Baxi Pengo che crea ancora tensioni in città, accuse durissime dalla sindacalista Prebianca della CGIL di Vicenza al sindaco Elena Pavan. C'è un canyon a Bassano, una spaccatura ancora più vasta di quella che la Brenta ha scavato fra Altopiano e Grappa nel corso dei millenni. È un solco che è nato durante la bollente estate del protocollo Baxi Pengo, che ha diviso temi come l'ambiente e il lavoro, il futuro della città e quello delle sue campagne e che è entrato anche nell'agenda sindacale del territorio, tanto che dalla FIOM CGIL arrivano bordate pesantissime verso l'amministrazione di Elena Pavan. Ma facciamo un passo indietro. Ecco cosa chiedeva Morgan Prebianca, segretario FIOM CGIL di Vicenza, durante la manifestazione del 4 agosto in piazza a Bassano.
La politica dice bene l'ampliamento, non può restare parole, devono diventare fatti e quindi la politica basta uscite, slogan, ma faccia fatti, convochi da subito quel tavolo per trovare un'alternativa che possa permettere a Pengo di andare da un'altra parte, non a costruire nuovi capannoni, e alla Baxi di ampliarsi all'ex Yard. Sono passati più di 2 mesi da quel giorno e dopo lunghi silenzi e lunghe incertezze si è svolto finalmente il tavolo di lavoro per capire cosa accadrà a Baxi e cosa sarà dei progetti di Pengo. L'esito è ormai noto, con l'attenzione della multinazionale per altre aree ancora da valutare, lo stop al piano Pengo e il salvataggio, per il momento, delle campagne. Ma quel che è accaduto non è stato dimenticato ed ecco cosa scrive Prebianca sui social. La sindaca di Bassano ha dimostrato di non avere idee per guidare la crescita occupazionale del territorio, è l'accusa durissima per Elena Pavan. Ha solo saputo contrapporre il lavoro e l'ambiente, uno schema per noi inaccettabile. La contrapposizione fra ambiente e lavoro ha creato una spaccatura enorme fra i quartieri, fra i bassanesi stessi e anche nella politica, causando ad esempio il passaggio del presidente del Consiglio Comunale Stefano Facchin dalle file nella Lega all'opposizione. E ancora, invece di unire la città, l'ha divisa. Rincara infatti la dose il sindacalista vicentino. Ha strumentalizzato la decisione del Consiglio Comunale non capendo o non volendo capire che si discuteva dell'ampliamento di un'azienda, di occupazione e di futuro, ma anche del bene comune della collettività e dell'ambiente. E l'affondo finale suona come una bocciatura dell'amministrazione Pavan da parte del mondo del lavoro. Ha rinunciato alla polis, al bene della città, è il commento di Prebianca. Ha scelto di non ascoltare, di non capire le ragioni di tutti. Ha scelto di farsi guidare solo dalla dirigenza di un'azienda. Chi amministra una città deve mettere sempre al primo posto il benessere dei suoi cittadini e lei non l'ha fatto. No, l'onda anomala del caso Baxi Pengo non è ancora passata, decisamente. Ecco, l'onda anomala non è passata. Se la sindaca vuole replicare, perché questo prevede il nostro mestiere, cioè rispetto ad attacchi politici o non politici si ha diritto ad una replica, può farlo in qualsiasi momento. A San Lazzaro, a pochi giorni dal tavolo di confronto, in comune è ancora più vivida la vittoria che sente la città e di chi è sempre stato al fianco dei cittadini. Sentiamo. Niente cemento a San Lazzaro, una favola a lieto fine almeno per i cittadini, i residenti e l'associazione Aria, nata per proteggere il cosiddetto ultimo polmone verde della città. Striscioni, manifestazioni, cortei, 2 anni di battaglie per ricevere ascolto, in particolare dall'amministrazione comunale. Messaggio arrivato forte e chiaro dopo il tavolo di confronto di lunedì scorso per discutere sul futuro di Baxi e quindi di San Lazzaro. La grande colata di cemento sembra ormai archiviata, ma non per tutti un lieto fine. Dopo l'incontro di lunedì scorso abbiamo sentito parlare di un'occasione persa per la città. Noi invece riteniamo che quello che è successo nell'ultimo periodo e in particolare nell'ultimo anno riguardo alla discussione circa i terreni di San Lazzaro sia stata un'importante occasione per i cittadini e per la città tutta per discutere del futuro che si vuole per la città stessa e dell'assetto che si vorrà dare al nostro territorio. Salva San Lazzaro, salvo il verde della città e salvo anche il lavoro dei tanti dipendenti Baxi. Quel che è certo, dopo gli eventi di quest'estate e dopo le dichiarazioni rilasciate, è che non c'è attualmente nessuna emergenza occupazionale legata al mancato insediamento industriale nei terreni di San Lazzaro. Ora sembra che per l'esigenza di una delle importanti imprese siano sufficienti 7.000 metri quadri, che sono ben diversi dai 12 ettari che sarebbero stati persi per sempre a San Lazzaro. Adesso andiamo a Pianezza, ancora in diretta da Vanessa Banzato, perché il ladro ninja ha colpito molte volte, è riuscito a fuggire anche nell'ultimo colpo, ma avrebbe ore contate. A te Vanessa. Ecco, ribuongiorno direttore, alle persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo proprio in piazza Pianezza, accanto a me il sindaco Luca Vendramin. In realtà sono i ladri ninja, giusto sindaco? Sono 2 ladri in azione che sono stati ripresi ancora una volta dalle telecamere. C'è tanta preoccupazione qui a Pianezza. Sì, c'è stato alcuni fatti sabato sera
segnalati subito a me dalle forze dell'ordine che sono presenti sul territorio, li ringrazio perché hanno girato tutta la notte sabato sera, e qui l'importanza che purtroppo bisogna chiamare subito, no? Perché se si chiamava subito probabilmente era finita lì, perché ci sono, le forze dell'ordine ci sono, e li ringrazio davvero. Cosa è successo? Hanno forzato dei finestre, hanno rotto dei vetri, sono entrati da dietro alcune case e hanno... Ecco, si parla di più abitazioni dunque? Sì, più abitazioni, ma perché sono tutte vicine poi di fatto, 3 vie diverse ma sono vicine. Dispiacere poi che facciano danni e che portino via gli affetti più cari, oltre che ai valori, no? Poi quando sono gli affetti dà ancora più fastidio. Ma l'importante appunto è che le forze dell'ordine ci sono e bisogna aiutare chi ci sta aiutando. Sono stati ripresi dalle telecamere della videosorveglianza e pare che possano avere davvero i giorni contati. Questo non lo so, ci sono delle indagini in corso, ma io spero davvero che li prendano poi, almeno li identificano, però l'importante sì, sono le immagini post, ma sarebbe appunto più importante intervenire prima, quindi se uno vede quel controllo di vicinato, quella solidarietà di quartiere è fondamentale. Poi uno mi dice ma la settimana scorsa vedi un furgone nero tutto distrutto che girava strano, faceva foto. Non lo dire a me, lo devi dirlo alle forze dell'ordine subito, ma subito, magari per niente, non è nulla di grave, ma segnalare subito. Sì, quindi proprio davvero un messaggio che si vuole lanciare anche ai suoi concittadini. Tra l'altro vogliamo ricordare che non tantissimo tempo fa, qualche mese fa, si era verificata una situazione molto simile, erano 4 giusto i ladri. Sì, chiaramente queste situazioni ciclicamente avvengono in tutti i paesi, non è mica solo Pianezza che ha questo problema, ma la cosa che io ci tengo a dire è veramente di tranquillizzare i cittadini che le forze dell'ordine ci sono in loco, sono vicino anche di notte, quindi non esitate a chiamare, vedrete che vengono, perché veramente sono preziose, ma anche prezioso è il nostro aiuto, perché da sole fanno quello che possono, le telecamere sono sempre a posteriori, chiamate subito e così stiamo tutti più tranquilli. Controllo di vicinato che diventa fondamentale. Assolutamente sì, perché è quello che veramente aiuta a prevenire queste situazioni che ci sono anche la settimana scorsa a Marostica, eccetera, avvengono dappertutto, ma se noi le preveniamo, insomma, siamo tutti più tranquilli. Bene, allora abbiamo sentito fortunatamente le forze dell'ordine sono presenti e pare che stiano cercando almeno attraverso le indagini di risalire agli autori dei colpi messi a segno qui a Pianezza. Intanto, direttore, ti ricedo la linea. Grazie molto a Vanessa Banzato e al sindaco di Pianezza. Torniamo a Bassano del Grappa, dove dicevamo la sindaca Elena Pavan può replicare rispetto alle accuse mosse dalla CGIL, ma intanto sentiamo un altro esponente della minoranza del centro-sinistra, l'ex sindaco di Bassano del Grappa Roberto Campagnolo. Vediamo l'intervista di Ferdinando Garavello. Uno schema disastroso per la città di Bassano, che è uno schema che vede e che rischia di vedere anche la prossima volta l'elezione del sindaco che si determina esclusivamente attorno a un accordo politico, senza nessuna idea, senza nessuna visione della città. Noi vogliamo invertire un po' questo ragionamento. Uno schema libero per combattere uno schema radicato. Nasce da qui una proposta politica a Bassano e ai bassanesi che parte dalla diversità di esperienze per arrivare a un modo diverso di intendere la cosa pubblica. Protagonisti di questo movimento sono Roberto Campagnolo, ex vice sindaco, Giovanni Cunico, ex assessore alla cultura della città del Ponte con esperienze nel PD, e Stefano Facchin, ex presidente del Consiglio Comunale, eletto in quota Lega e passato nel gruppo misto prima del fatidico Consiglio Comunale sul protocollo Baxi-Pengo. Ma a conti fatti, qual è il motivo di questa uscita a 3? Noi vogliamo portare questo contributo alle forze politiche costituite, organizzate, cercando di superare quello che ho detto prima, che è uno schema di puro accordo politico finalizzato a determinare chi governa la città e poi a capire cosa fare. Vediamo i risultati tragici di questi 4 anni che sono stati frutto di questa visione. Un messaggio neppure troppo velato alla Lega e a Fratelli d'Italia, alle prese con una logorante trattativa, anche se qualcuno la chiama guerra fra alleati, per definire il prossimo candidato sindaco del centrodestra. Il genere di assetto che per il trio protagonista dell'uscita delle ultime ore avrebbe portato all'attuale situazione di molti importanti temi cittadini. Se uno vede quello che sta succedendo a Bassano, dove i soggetti che compongono queste entità sono
intanto diversi, con molte idee diverse. Questa operazione sarebbe proprio l'operazione da scongiurare, nel senso che sarebbe soltanto una somma finalizzata alla gestione, una somma di persone finalizzata alla gestione del potere fine a se stessa. Tirando le somme, quindi, questa proposta politica non è neppure un movimento critico nei confronti dell'attività dell'amministrazione Pavan. Ecco perché. La critica in questo caso a quello che è stato fatto è un elemento che forse non serve neanche più a ricordare, perché è sotto gli occhi di tutti il limite amministrativo di questa amministrazione. L'idea è quella di dire cosa si farà dal 2024 pensando alla Bassano del 2050. In attesa che a Bassano del Grappa ci sia venga finalmente messa in funzione la famosa cittadella giudiziaria, cioè il Tribunale della Pedemontana, che è lì che langue, abbandonata sta cittadella da molti anni, uno dei grandi temi politici a Vicenza è e resta la riqualifica dell'ex tribunale, che però non compare nel nuovo piano triennale delle opere pubbliche. Sentiamo Carlo Alberto Inghilleri. Un exploit da più di 4 milioni di euro, un piano triennale delle opere pubbliche che il sindaco di Vicenza definisce delle piccole cose. Un'attenzione alle piccole cose, un'attenzione a una città che deve essere più curata. Sono circa 4 milioni solo in questa direzione. La giunta di centrosinistra esordisce con un piano triennale dedicato alle piccole cose che accende i fari sulle manutenzioni, ma che spegne la luce sulla più grande opera di Vicenza, la più attesa, la nuova biblioteca bertoliana, una biblioteca all'avanguardia, moderna, un polo culturale, un baricentro per gli studenti, un progetto che vorrebbe restituire vitalità a uno dei punti neri della città, riqualificando così il palazzo dell'ex tribunale, un progetto che però viene stralciato dal piano triennale delle opere. Non è un'assenza clamorosa, io sono convinto che se anche la giunta Rucco fosse stata riconfermata quei soldi non ci sarebbero stati, perché il piano finanziario per la nuova biblioteca era assolutamente insostenibile. Si cerca una fonte di finanziamento, ma quando mancano fondi la soluzione è appunto trovarne di nuovi, mentre qui vengono stralciati quelli già previsti dal centrodestra, che dal 2023 al 2025 aveva programmato di stanziare 10 milioni di euro di risorse comunali. Insomma, era una scelta politica ben precisa, che oggi il centrosinistra non segue. È legittimo, certo, ma anche questa è una scelta politica. È chiaro che l'opera di un amministratore è quella di progettare, ricercare i finanziamenti e poi realizzare. Ci vogliono anni, ovviamente non stiamo parlando di un'azienda privata ma di un ente pubblico che ha delle procedure complesse che richiedono tempo, però ci vuole anche una chiara volontà politica che questa amministrazione di Possamai e della sua giunta non dimostra di avere, stralciando dal piano triennale delle opere proprio la bertoliana. Insomma, oggi l'amministrazione Possamai con questo piano triennale dà l'impressione di avere un approccio prudente, quasi timoroso, fondato sulla manutenzione ordinaria. Bene l'attenzione alle piccole cose, ma per costruire il futuro servono quelle grandi, per cui ci vuole visione, coraggio. La politica è la capacità di trovare soluzioni. Si intercettino dunque nuovi fondi, ma non si stralcino quelli già previsti, altrimenti si va nella direzione opposta. Certo che togliendo risorse economiche di previsione di spesa sicuramente non dai la dimostrazione di voler realizzare un'opera. E sulla Repubblica un titolo che riprende la notizia data da Ilaria Marchiori in apertura di questa edizione del TG. Spunta un terzo incidente a giugno, bus elettrico tamponò un camion, accadde sulla Romea, l'autista disse frenai, ma il mezzo accelerò. Il caso potrebbe essere valutato dagli inquirenti dopo la tragedia del 3 ottobre e l'incidente con feriti dei giorni scorsi. È l'ipotesi di guasti tecnici su questi autobus elettrici. Vediamo adesso cosa aveva le testimonianze che aveva raccolto Filippo Fois poche ore dopo l'incidente, il secondo incidente a Mestre.
Io avevo paura perché tra circa 10 giorni fa è successo un'altra tragedia, no? Quindi questo che ho visto, che magari succede che anche gente si muore. Wasim Acque si trovava sull'altro lato della strada rispetto al negozio che gestisce in via Carducci. Ha visto l'incidente nel momento stesso in cui avveniva ed è stato lui a chiamare i soccorsi. Io ero qua con mio amico per vedere il mio negozio per Natale, che devo preparare luci. Mentre che guardavo ho visto che sta arrivando Pullman che ha fatto curva da via Cappuccina mentre veniva e andando contromano. Subito hanno feriti, ho visto il sangue, c'era anche donna gravidanza. E quel momento io ho chiamato subito soccorso, i carabinieri numero 112, ho detto manda subito l'ambulanza e manda anche pattuglia perché è troppo traffico. La fortuna è anche quello che questo momento che non c'era tanto traffico, non c'era tanto pullman. Dopo 5 minuti è arrivato tutto il traffico. A Mestre il pensiero di quasi tutti è corso immediatamente alla tragedia del 3 ottobre. Anche in quell'occasione, per motivi come in questo caso in corso di accertamento, l'autobus è improvvisamente uscito di strada. Intanto i feriti ricoverati ai pronto soccorso di Mestre e Mirano sono stati dimessi con prognosi varie, la più seria di 30 giorni. 2 incidenti di questo tipo sono inquietanti. Adesso non diciamo niente sulle cause perché la magistratura sta facendo il suo lavoro, speriamo il prima possibile, però questo mette una certa inquietudine a salire su un autobus, sono cose che non sono mai successe in decenni, improvvisamente succedono. Qui di fatto tutti noi stiamo avendo paura a utilizzare i mezzi pubblici che spesso per molti sono l'unico metodo per recarsi al lavoro. In alcuni casi poi il dibattito si è incentrato sull'affidabilità degli autobus elettrici, ma esistono varie tipologie anche di questo genere di mezzo di trasporto. A Lido, ad esempio, ACTV utilizza degli autobus elettrici di diversa fabbricazione. Quando si vanno a comprare 60, 70, 80 pullman, non bisogna guardare troppo al risparmio e troppo a quello che può essere chiaramente il costo totale. Bisogna capire che alcune cose e alcune caratteristiche, soprattutto di sicurezza, visto per mezzi che sono per strada tutto il giorno, devono valere qualcosina in più. Servizio radio di Filippo Fois, andiamo in pubblicità per altri 2 minuti e torniamo subito con Focus TG. Grazie. In diretta con Focus TG, nessun caso di peste suina sui colli euganei. Sentiamo Francesco Rattai. Non c'è nessun caso di peste suina sui colli euganei. Questa la risposta del presidente dell'ente Parco Colli, Alessandro Frizzarin, a chi giustamente si preoccupa per l'epidemia che si sta diffondendo. Questo non significa che si stia trascurando il fenomeno, continua Frizzarin in una nota. I controlli sono quotidiani da parte delle guardie del parco e finora non sono stati trovati animali morti. La peste suina è una malattia che colpisce maiali e cinghiali e non comporta nessun pericolo per l'uomo. L'altissima mortalità degli animali però comporta un grosso danno economico. L'ente Parco Colli rassicura anche sul numero di cinghiali presenti sugli euganei. Gli avvistamenti sono stati inferiori rispetto allo scorso anno e anche gli abbattimenti tramite i telecontrollori sono diminuiti. Dal 1 gennaio al 31 agosto del 2023 sono stati abbattuti 1.298 capi contro i 1.640 dello stesso periodo dell'anno precedente. Sono ormai 4.000 gli interventi con il robot nel reparto di urologia dell'azienda ospedaliera di Padova. Solo nel 2023 gli interventi saranno 500. Il battesimo con la prostatectomia radicale, l'evoluzione successiva ha toccato un numero sempre maggiore di interventi. Il robot ha rivoluzionato e migliorato le tecniche operatorie della scuola di urologia dell'azienda ospedale Università di Padova, arrivati quest'anno a festeggiare 4.000 interventi. Questa esperienza è cominciata molti anni fa, nel 2005, e attraverso la sostituzione e anche il progressivo aggiornamento delle macchine ha permesso di estendere il numero e la tipologia degli interventi.
interventi. Siamo nani sulle spalle dei giganti, perché bisogna riconoscere quello che è stato fatto prima di noi e che ci ha permesso poi di estendere, di migliorare le indicazioni. Padova ha una lunga storia per quanto riguarda per esempio il tumore della vescica, ma non solo. E quindi siamo alla fine il risultato di un processo che è cominciato molti decenni fa. 15 medici, 40 specializzandi, 23 infermieri e OS. L'urologia ogni anno svolge più di 35.000 visite ambulatoriali e oltre 4.500 interventi. A fine anno quelli eseguiti con il robot saranno 500, tra i quali la resezione parziale del rene, ma anche il trattamento del prolasso uterovaginale severo. Una scuola che ha portato l'urologia a classificarsi 24esima tra i reparti di tutto il mondo nella classifica stilata dalla rivista Newsweek e a far parlare, per quanto riguarda la ricostruzione della vescica, di metodo padovano. Ma le prospettive si ampliano in continuazione anche con l'arrivo in sala operatoria della realtà aumentata. Ci aspettiamo entro i prossimi anni, i prossimi 5 anni, non più, è di avere per esempio un'integrazione tra le immagini della TAC e della risonanza preoperatoria con l'immagine che abbiamo endoscopica del paziente. Come se voi vi immaginaste di poter vedere in trasparenza lì dove c'è la lesione, l'organo, la malattia da togliere, in modo da poter rendere l'atto chirurgico più semplice ma allo stesso tempo anche più sicuro. Centinaia di persone ieri a Treviso all'Adriano Panatta Racquet Club per un pomeriggio di divertimento e spettacolo, l'inaugurazione dei nuovi campi di pickleball, nuovo sport che arriva dagli Stati Uniti, alla presenza non solo di un grande campione come Panatta, ma anche di altre stelle internazionali che si sono affrontate. Vediamo. Dai. Parto io, Flavio, perché tu l'ultima volta mi hai detto non ti preoccupare, io di 6-5 match point doppio fallo. È stata subito definita la sfida tra i sessi a colpi di pickleball e per certi versi lo è stata tra 4 stelle che hanno fatto la storia del tennis internazionale. Da una parte la coppia Adriano Panatta-Paolo Bertolucci, che solo a nominarla fa palpitare il cuore degli appassionati, con quella mitica Coppa Davis conquistata a Santiago del Cile nel 1976. Dall'altra Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, 2 donne simbolo del tennis italiano, con la prima legata agli US Open del 2015 e la seconda al Roland Garros del 2010. E ieri tutte e tutti assieme si sono confrontati con questo nuovo sport sbarcato dagli Stati Uniti e dal nome quanto mai singolare: palla sotto aceto. In America è molto avanti, ci sono campionati importanti, ex giocatori professionisti che ormai si sono dati al pickleball, quindi è molto avanti in confronto all'Italia. Ci sarà anche molta tattica. Tattica da parte di Francesca, sì, io tiro forte. Secondo me è più tattica e soprattutto non forza ma velocità. Però è un misto tra con regolamento di pallavolo, un po' di ping pong, un po' di tennis, ma soprattutto c'è un grosso vantaggio, che è piccolo, ristretto, quindi si corre poco. Secondo me le signore si divertiranno moltissimo e poi io credo che appunto tutti i tennisti che sono avanti con gli anni, invece di passare al golf, possono passare direttamente dal tennis al pickleball. E mi sembra che la gente sia interessata. Già nei giorni scorsi c'erano molte richieste, molte domande di come funzionava, come non funzionava. È un tennis un po' in miniatura, diciamo. Più che una sfida è stata un'esibizione tra amici con tante risate da parte del folto pubblico che circondava il campo centrale, uno dei 4 in cui può essere suddiviso un precedente campo da tennis, e già questo fa capire come cambino tecnica e tattica di gioco. Aspetta. Quanto cacciamo, Adri? Fai io, rapida! Che vuol dire? È venuta dentro. Hai messo il piede dentro, hai messo. Rigore. Sfida finita inevitabilmente con un pareggio tra gli applausi di tutti nel segno dello sport vissuto come divertimento, sana competizione e per i giovani ritorno alla vera socialità. Sicuramente il giovane in queste condizioni più compatte da 6 metri per 10 ha la possibilità di sentire la palla, capire che sport è, per poi eventualmente iniziare con pickleball e svilupparsi col tennis. Vai tu, E chiudiamo sempre con lo sport, con la seconda edizione del trail della Venice Marathon sulla spiaggia del Lido di Venezia.
Grande successo per la seconda edizione della Venice Lido Beach Trail organizzato da Venice Marathon grazie all'ospitalità di Venezia Spiagge. In 1000 hanno partecipato alla gara sulle due distanze da 11 e 5 km, più qualche centinaio di iscritti nella Family Run completamente gratuita e aperta a bambini e famiglie in un percorso da 2 km. Quest'anno la manifestazione ha così raddoppiato il numero degli iscritti in attesa della Venice Marathon che si correrà nel prossimo fine settimana, già un grande successo. Il progetto Venice Lido Beach Trail si è confermato vincente dopo la prima edizione dello scorso anno. Veramente abbiamo visto una grande partecipazione, grande interesse. Far conoscere il Lido non solo come run ma anche nelle sue meraviglie delle oasi naturali che ci sono qui a San Nicolò, anche il percorso che continuerà nella diga, un modo di chiudere la stagione anche turistica del Lido. Il primo a tagliare il traguardo della 11 km è stato l'atleta francese Jean-Christophe Prey, 41 anni di Lione maratoneta, che ha ricoperto la distanza in 40 minuti e 37 secondi. Essendo però iscritto alla gara non competitiva, la classifica ufficiale FIDAL ha assegnato la vittoria a Igor Fontanella, portacolori della Aristide Coin, già vincitore lo scorso anno, che ha chiuso con un distacco dal francese di circa un minuto. Nel femminile invece successo per Diletta Moressa. Bello perché si corre in mezzo alla natura, in mezzo al mare, con tante persone, quindi un percorso eccezionale che insomma invito anche sempre più gente a scoprire l'anno prossimo e soprattutto anche per vivere il Lido fuori stagione. Il Lido ancora una volta si presenta al mondo come una location fondamentale e spettacolare per tutti gli eventi sportivi. È una gara molto particolare, si inizia dalla sabbia, si va in pineta e poi si percorre tutto il bellissimo faro del Lido di Venezia. È una gara unica. Servizio di Lorenzo Maier, grazie in regia a Francesco Cerone e a Fabio Falliero. Ci vediamo stasera alle 21:15. Buona giornata.